Buongiorno a tutti, un saluto a tutti voi presenti e un saluto a tutti coloro che ci seguono dalle piattaforme digitali. Il Signore ci possa donare anche oggi un buon tempo, un tempo per lodarlo e glorificarlo. Voglio introdurre appunto questa celebrazione con il versetto tratto dal Salmo 95, il versetto 1 appunto, che dice: venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo alla rocca della nostra salvezza. L'invito del salmista è perentorio, ci dice venite, venite, e noi oggi infatti siamo qui per cantare ed acclamare Dio, il Dio della nostra salvezza. Il salmista lo definisce già al primo versetto la rocca, laddove la rocca sta per roccia, rifugio, riparo, sostantivi appunto che danno il senso della protezione e della sicurezza che appunto possiamo trovare confidando nel suo nome, nella sua misericordia. Acclamiamo quindi il nostro Signore, come recita il primo canto di oggi. Nasce un canto. Perché non ci alziamo in piedi?
Caro Padre, Dio onnipotente e misericordioso, lode e gloria a Te, Signore, lode e gloria a Te, perché anche oggi ci dai la possibilità di essere qui davanti a Te per lodarti e glorificarti, che possiamo passare, Signore, un buon tempo, come in altre occasioni, Signore, al cospetto della Tua presenza. Grazie, Signore, per il dono di Gesù Cristo, Tuo Figlio, che si è immolato liberamente sulla croce per portare a compimento la nostra redenzione, per portare a compimento la nostra salvezza. Lode e gloria a Te, Signore, in questo giorno e per quelli che seguono, nel nome potente di Cristo. Amen. Versetti dal 2 al 7 del Salmo 95. Il salmista così ci dice: presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi, perché il Signore è un Dio grande, un gran Re sopra tutti gli dei. Nelle sue mani sono le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare, perché egli l'ha fatto, e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti, perché egli è il nostro Dio, e noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce. Questi 6 versetti cosa ci dicono? Ci dicono che il Signore è il nostro gran Re, e nel proseguo del Salmo il salmista appunto cita tutta una serie di motivi per i quali è giusto che si debba adorare il Signore. Il solo fatto, inoltre, che venga definito Re pone l'accento sul fatto che sia stato Lui artefice della creazione e quindi sia Lui ad avere potestà, cita il salmista, su tutti gli dei. Una tale affermazione ci fa venire il dubbio che esistano altri dei, e in effetti esistono. Nelle scritture sono citati come angeli o demoni, e mi riferisco agli dei del quotidiano, se così posso dire, dei che ci distolgono dall'adorazione dell'unico Dio che può salvarci. Mi viene in mente non solo il Dio denaro, il potere, la cupidigia, ma senza scomodare magari tali desideri possono diventare i nuovi idoli anche le cose più banali, che ci prendono troppo tempo e fanno in modo che la nostra attenzione ricada sempre più maggiormente su di esse. Per tornare ai motivi per i quali è giusto adorare il Signore, il salmista ci ricorda che Egli non è solo il creatore di tutte le cose, ma ne ha il pieno controllo. Il Signore ha il pieno controllo degli avvenimenti di questo mondo. Nulla di ciò che potrà fare l'uomo farà da ostacolo alla piena realizzazione dei piani di Dio. Nel Salmo infatti vengono citate le profondità e le vette, nonché il mare e la terraferma, stanti a significare non solo ciò che sono in realtà, ma tutto ciò che si trova nel mezzo. Continuiamo ad adorare il nostro Signore con il secondo canto. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. C'è luce intorno al Re, la voce sua si udrà, il male tremerà, il male tremerà. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e
Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Grande è il nostro Dio. Signore, grazie per il privilegio di poterlo affermare a noi stessi e a tutta la realtà creata. Abbiamo anche cantato "Si vedrà che grande è il nostro Dio". Pertanto questa mattina abbiamo anche delle aspettative, Signore, per tutto ciò che farai e realizzerai nelle nostre vite, nel cammino della nostra vita e in quello che farai al suo tempo, Signore. Stamattina veniamo con gioia davanti alla tua presenza, come abbiamo ascoltato nel Salmo, e desideriamo, Signore, essere saziati da te, saziati ascoltandoti, Signore, ricordando le promesse e potendo anche camminare insieme come comunità, Signore. Benedici questo tempo, che ogni servizio per te, Signore, sia per la tua gloria, Signore, per questi ragazzi, per tutto ciò che questo apparato, Signore, ecclesiale porta avanti nel tempo e negli anni, Signore. Che ogni contributo, Signore, che ogni nota, che ogni voce, che ogni bottone che premiamo sulla console, Signore, possa essere pensando a te, Signore, pensando a quello che la grandezza del tuo proposito, Signore, quello di essere annunciato a tutte le genti, Signore. E grazie, Signore, per questa mattina, per questa occasione e opportunità che abbiamo insieme di poterlo fare. Nel nome di Gesù che preghiamo. Amen. Anch'io, Signore, oggi voglio ringraziarti per il nuovo giorno. Grazie perché mi fai sentire bene dentro il cuore. Grazie perché sei un Dio buono, un Dio forte, l'unico vero Dio in questo mondo. Grazie perché oggi ho aperto la porta della chiesa e l'ho vista piena, Signore. Grazie, continua così, Padre. Voglia tu continuare a aumentare i nostri fratelli. Voglia tu darci quella forza e quella tranquillità nel cuore per poter andare avanti a testa alta, perché noi sappiamo in chi abbiamo creduto. Noi sappiamo che siamo tuoi, Signore. Noi sappiamo che tu stai preparando un nuovo mondo per noi. Sappiamo di essere nel libro della vita, perché tu hai deciso di toglierci i peccati col tuo figliolo Gesù Cristo. Grazie, Padre, che incredibile sacrificio che hai fatto. Tu per noi, tu ci dici che ci ami talmente tanto che anche gli angeli dicono: com'è possibile? Sei troppo, Signore misericordioso, sei troppo buono. Noi siamo qui a lodarti e ringraziarti con canti e preghiere perché, Signore, è il nostro compito. È il nostro compito ad amare un Dio grande, potente come te. Grazie ancora, Signore, per queste carezze costanti e continue durante la vita. Grazie perché ci accompagni, qualsiasi cosa succede ci fai venire in mente che tanto noi siamo tuoi. Ci basti, tutto quello che noi dobbiamo fare è pensare a te, tutto quello che dobbiamo fare è continuare a leggere la tua parola che ci istruisce, ci insegna per vivere bene nel nostro mondo. Grazie, Signore, per questo, grazie per restare con noi. Nel nome santo di Gesù Cristo. Amen. Amen. Padre, benediciamo il tuo nome, ti adoriamo, ci inchiniamo davanti alle tue maestà questa mattina e ti adoriamo perché sei il nostro Dio, sei il vero Dio, sei l'Altissimo, sei il Creatore, sei il Signore. Grazie perché ti prendi cura di noi, grazie perché ci hai creato, grazie perché ci hai donato la vita, Signore, ma grazie per quel sacrificio che ci ha dato una nuova vita in Cristo. Per la tua grazia, Signore, tu hai perdonato i nostri peccati e ora ti apparteniamo e vogliamo continuare questo cammino insieme a te, fino a che un giorno saremo insieme in cielo ad adorarti per eternità. Grazie con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. Sia adorato il tuo nome, Signore, sia adorato il nome di Gesù Cristo. Sia lode a te, Signore, per tutto quello che tu ci dai. Sia lode a te, Signore, anche per quello che
Noi ci aspettiamo e che non viene. Sia lode al tuo nome, Signore, perché ci hai dato la libertà di conoscere la tua potenza, il tuo mistero grande, il mistero dell'incarnazione, Signore. Ce l'hai fatto conoscere attraverso le scritture. Ci hai convinto della qualità delle scritture, della verità delle scritture. Sia lode a te per tutto questo, Signore. Te lo diciamo nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Amen. Je veux seulement te dire merci, merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci, merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci, merci Seigneur. Merci, oh merci, merci. Merci Papa, merci, oh merci, merci, merci Jésus. Je veux seulement te dire merci, merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci, merci Seigneur. Père Tout-Puissant, je veux te rendre toute la gloire. Merci, ô Dieu vivant dans le ciel, toi qui à jamais nous donne la vie, toi qui nous donnes le souffle de vie, Seigneur. Je veux seulement te dire merci encore ce matin pour tout ce que tu fais pour nous, pour chaque membre de cette communauté, de près comme de loin. À toi toute la gloire, à jamais tu seras Père. Amen. Amen. Grazie Signore di questo nuovo giorno e di questo nuovo giorno. Leggendo la parola ho capito che la tua grazia mi basta. Amen. 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 Continuando nella lettura di questo Salmo 95, andiamo fino alla fine. Il salmista così ci dice: oggi se udite la sua voce non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, quando i vostri padri mi tentarono. Mi misero alla prova sebbene avessero visto le mie opere. 40 anni ebbi in disgusto quella generazione e dissi: è un popolo dal cuore traviato, essi non conoscono le mie vie. Perciò giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Questa seconda parte del Salmo è il Signore stesso a rivolgersi all'assemblea. Il Signore ci incoraggia e ci invita a non indurire il cuore, in pratica a non avere la testa dura, ma a porre attenzione alla sua parola in maniera da non cadere nell'errore commesso, ci ricorda il Signore stesso, dal popolo di Israele quando, vagando nel deserto per giungere alla terra promessa, disubbidì ai suoi precetti, si ribellò, costruì il vitello e lo adorò nonostante avesse assistito ai suoi prodigi, dice il Salmo, alla liberazione dagli Egizi, al passaggio aperto nel mare. E in un certo senso questo Salmo invita tutti noi a riflettere sulle sue opere che Dio appunto ha manifestato nella nostra esistenza. Fermiamoci un attimo a pensare alle schiavitù dalle quali ci ha liberato, agli ostacoli che ha rimosso dinanzi al nostro cammino, che magari noi davamo come cose scontate, pensando che fossero nostro merito, che dipendesse assolutamente solo da noi, agendo appunto, come si rimanda al Salmo, come pecore che non si fidano del loro pastore, il cui destino, ci insegnano le scritture stesse, è segnato. Non possono sopravvivere senza una guida. Adeguiamoci alla via invece di Cristo, alla vita di Cristo, che liberamente e in ubbidienza di quanto previsto dal Padre si è immolato in croce per la nostra salvezza, trasformando la sconfitta, la morte, e l'umiliazione, la morte in croce, in vittoria. Esaltiamo Dio con il canto «L'Eterno è il mio pastore».
l'Eterno è il mio pastore, nulla mai mi mancherà, egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Anche quando camminassi nella valle della morte, io non temerei, anche se i nemici si accampassero contro di me. Io non temerei, io non temerei. L'Eterno è il mio pastore, e nulla mai mi mancherà, egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Anche quando camminassi nella valle della morte, io non temerei, anche se i nemici si accampassero contro di me. Io non temerei, io non temerei. All'ombra delle ali tue, all'ombra delle ali tue, c'è la libertà, c'è la libertà. All'ombra delle ali tue, all'ombra delle ali tue, c'è la libertà, c'è la libertà. Anche quando camminassi nella valle della morte, io non temerei, anche se i nemici si accampassero contro di me. Io non temerei, io non temerei. Quali testimonianze vogliamo raccontarci per edificarci? Cosa vogliamo dire del Signore? A voi la parola. Io credo che possiamo ricordarci che abbiamo cominciato da qualche settimana la riflessione sui proverbi e anche l'altra sera ci siamo incontrati per trovare la sapienza di questo libro ed è proprio la sapienza il soggetto di questo libro, ma la sapienza di Dio, che non è la sapienza della tecnologia, della cultura, ma che è la sapienza che viene dalla parola di Dio. E ancora una volta abbiamo verificato come questa sapienza è lì, a portata di mano in un certo senso, e allo stesso tempo deve essere ricercata, perché è a portata di mano, perché grida nelle piazze, per le strade, come è scritto già nel capitolo 1, ma nello stesso tempo deve essere cercata, perché l'uomo deve preoccuparsi di trovare la sapienza. Questa tensione tra l'offerta della sapienza, la
Kokma, come la chiamano gli ebrei, e nello stesso tempo della ricerca, la tensione è quasi un contrasto, no? Perché se è fuori che grida nelle piazze, come mai in tanti non l'hanno sentita, non la sentono e magari alcuni di noi stessi hanno fatto fatica a riconoscerla. E quindi grida per le strade, però la dobbiamo anche cercare. Amen. Amen. Io ringrazio il Signore che ho avuto una gioia grande di poter parlare di Lui a una signora giovanissima che ha avuto anche lei una bimba molto fragile. Gli ho parlato del Signore, di quanto è potente, di quanto è misericordioso, varie cose che lei è rimasta rivoltita perché non conosceva. E sono felice perché vuole sapere la parola, vuole imparare la verità chi vuole conoscersi come famiglia. E io dico Signore quanto sei grande e misericordioso. Nel nome potente. Amen. Amen. Grazie. Volevo raccontare una piccola testimonianza che mi ha incoraggiato, che ci ha incoraggiati. L'altro giorno sono andato a trovare una signora che è in palestra con noi, con cui ha fatto amicizia. È una signora non tanto avanti in età, quanti anni avrà? È la mia età. Più o meno una settantina d'anni. È giovane. Siamo andati a trovarli parlando, siamo seduti in cucina, abbiamo bevuto un caffè e l'occhio mi è caduto sul calendario che le abbiamo dato. Quindi il calendario è appeso lì e comunque il giorno, il 21, quindi lo stanno leggendo, E questo mi ha fatto molto, molto piacere vedere che il calendario è stato apprezzato e usato. Poi il Signore compierà l'opera, quindi non stanchiamoci magari di parlare a chi è sul lavoro, a chi dove ci troviamo, e poi lasciamo che il Signore pregare per loro, come stiamo facendo, e poi il Signore compierà l'opera. La sapienza, come parlava Vito, bisogna cercarla. Certo. Sì, è qui a disposizione, ma se la Bibbia la lasci lì, o se il calendario lo lasci lì, o se pensi che quello che ti hanno insegnato è la sapienza, non la troverai mai. Anche perché il Signore, mi permetto di dire, nei primi capitoli dei Proverbi fa molto affidamento anche sulla nostra intelligenza. Esatto. La richiama spesso, no? Quindi è un dare e avere. Bisogna cercare per sì, grazie. Grazie. Bene, se non ci sono altri contributi passerei alla cena del Signore. Voglio introdurre questo momento con dei versetti tratti dal Vangelo di Matteo al capitolo 26, esattamente quelli dal 36 al 43. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. E andato un po' più avanti si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò, dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato li trovò addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti. Ho voluto introdurre questo momento con un brano delle Scritture che ci porta oltre la cena del Signore, come noi la chiamiamo adesso, oltre la condivisione del pane e del vino che Gesù fece con i discepoli. Appunto, come dice la Scrittura, ci troviamo nel Getsemani, sono le ultime ore di Gesù.
che al versetto 38 dice: «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me». Questa frase, io ogni volta che la leggo, mi colpisce molto, perché il Signore che ha sconfitto la morte ed è assunto in cielo alla destra del Padre è oppresso da tristezza mortale. E secondo me questo passaggio indica chiaramente quanto Cristo fosse vicino alla condizione umana. Gesù aveva paura. Gesù aveva paura. Quanto fosse partecipe delle nostre miserie, pur tuttavia senza viverle. E invita i suoi discepoli infatti a stargli vicino, quasi a chiedere conforto a loro in un momento così drammatico, come quando ciascuno di noi appunto cerca conforto in un amico, in un familiare, in un momento difficile. Il brano continua dicendo che Gesù, dopo aver pregato, torna non una ma 2 volte dai suoi discepoli e li trova addormentati, perché, cita la scrittura, i loro occhi erano appesantiti. Celebrando questo memoriale, noi proclamiamo la morte e la resurrezione di Cristo, annunciando il suo ritorno. Ebbene, io vorrei che al suo ritorno Cristo non ci trovi addormentati, perché i nostri occhi si sono appesantiti nel frattempo. Facciamo in modo che al suo ritorno il Signore ci trovi svegli, zelanti nelle sue opere. Almeno questo è il mio desiderio, insomma, quello che io spero per me e per ciascuno di noi. Gianni, se per cortesia mi vuoi aiutare in questo momento. Grazie. Signore, cosa possiamo dire? Possiamo solo dirti grazie, Signore, come abbiamo fatto questa mattina, per l'opera che tu hai fatto, Signore. Ti possiamo dire grazie perché sei stato zelante, Signore. Ti possiamo dire grazie perché tu hai voluto salvarci, Signore, nel nostro peccato, Signore. Grazie, Signore, per tutto quello che tu hai fatto. Grazie per l'opera che hai fatto sulla croce, Signore, il tuo sacrificio, Signore. Grazie perché tu ci ricordi ogni giorno che dobbiamo essere attenti, Signore, dobbiamo essere presenti, dobbiamo guardare sempre a te, Signore. Anche con questo pane e il vino che tu ci hai dato questo ordine di ricordarlo, Signore. Non è un ricordare solo l'opera, ma è un ricordare in continuazione che tu ci sei, Signore, che tu sei vivo, che tu sei con noi, che tu hai voluto la nostra salvezza perché tu ci ami, Signore. Noi ti vogliamo ringraziare e lodare con tutto il cuore, Signore, dell'opera che tu fai per noi ogni giorno. Amen. Amen. Gesù, ti innalziamo, proclamandoti Re, in mezzo a noi, sul tuo trono. Sei esaltato, oh Signore, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre
Gesù, ti innalziamo, proclamandoti re in mezzo a noi sul tuo trono. Sei esaltato, oh Signore, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, tu dall'alto si regna su noi. Grazie. Bene, concludiamo questo momento prima della predicazione con il canto ai piedi della croce. Perché non ci alziamo? Ai piedi della croce io starò, contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza
che in quel dì i miei peccati hai perdonato ed io dichiaro Gesù nome al di sopra di ogni altro nome. Non c'è nessun altro come il mio Signore, morto per me, al posto mio, risuscitò, ritornerà, la sua chiesa rapirà e saremo con lui per l'eternità. Ai piedi della croce io starò, contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, che in quel dì i miei peccati hai perdonato ed io dichiaro Gesù nome al di sopra di ogni altro nome. Non c'è nessun altro come il mio Signore, morto per me, al posto mio, risuscitò, ritornerà, la sua chiesa rapirà e saremo con lui per l'eternità. Morto per me, al posto mio, risuscitò, ritornerà, la sua chiesa rapirà e saremo con lui per l'eternità. Bene, terminiamo questa parte, invitiamo le maestre che ringraziamo a prendere in carico i bambini per la scuola domenicale e invito Davide per la predicazione. Microfono va bene? Sì, va benissimo. Non è che non riesco a stare in piedi, però se devo stare in piedi 35-40 minuti è meglio seduto. Diciamo ormai con l'età è sempre una gioia tornare qua, diciamo, e stare con voi. Qui abbiamo degli ospiti stamattina, alcuni che conosco, qualcuno che non conosco, però due speciali per me, o tre speciali, diciamo. C'è Tonino, e poi Rita e Alberto. Rita e Alberto, io diciamo vi dico subito, io sono arrivato in Italia, questa sarà, oggi è il 26, giusto? Domani sarà 42 anni fa.
diciamo lontano. 81. Il 27 marzo 81. Sono partito dal 26, però sono arrivato qui il 27. Fra le prime persone che ho mai conosciuto proprio Rita e Alberto. Tonino più tardi, però diciamo Alberto e Rita fra i primi. E poi abbiamo scoperto che Alberto, non lo stesso anno, ma lo stesso giorno dell'anno, abbiamo lo stesso compleanno. Diciamo. Allora, non mi dimentico mai, proprio della storia della chiesa di Perugia. Allora è un gran piacere rivedervi e poi godremo anche pranzo oggi insieme. Una notizia forse non tanto bello che voi, la maggior parte, se tutti non sanno, Leon ha perso un cognato una settimana e mezzo fa. Il funerale era proprio lunedì scorso in Romania. Diciamo sarebbe il marito della sorella più grande, Elena, però era come un padre per gli altri. Io so perché diciamo 3 dei nostri membri, delle nostre sorelle lì alla chiesa di Trieste, sono diciamo sorelle di Leone e loro sono andati al funerale. Leone era in Norvegia, non poteva andare o venire al funerale, però l'ho visto al funerale completamente, cioè per Zoom o per YouTube. Era una cosa molto triste, era proprio strapieno la chiesa, per un uomo di Dio, apparentemente era come un padre per loro, perché hanno perso i genitori molto presto. Allora anche sicuramente per Leon è stato un colpo abbastanza forte. Allora preghiamo per la sua famiglia, per i familiari, diciamo, di Leon. Non sarà una cosa facile. Bene, vogliamo pregare un momentino prima che iniziamo? Signore nostro Dio, siamo davanti alla tua parola oggi e abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno del tuo incoraggiamento, della tua esortazione, la tua consolazione. Vuoi, Signore, vuoi tu insegnarci, parlarci per mezzo dello Spirito Santo oggi che vogliamo conoscerti meglio, forse raddrizzare le nostre vite se abbiamo bisogno. Oh Padre, vuoi tu, per mezzo dello Spirito Santo, parlarci per mezzo della tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quando io dico voi, marito e moglie, potrebbe essere, diciamo, padre, figlio, padre, figlia, o qualunque, 2 amici, però la stessa idea. Ma io dico prima, voi marito e moglie, è mai successo nella vostra amicizia coniugale che qualcosa è successo fra di voi che ha bloccato o almeno temporaneamente ostacolato la vostra comunione insieme? Io vi dico subito, se tu sei sposato da più di 2, 3, 4 anni, sicuramente è successo più di una volta. Io vorrei conoscere una coppia che non ha mai avuto momenti del genere in cui la comunione non è stata bloccata per almeno temporaneamente. Forse una parola cattiva, un insulto, un alzare la voce. Perché hai fatto questo? Forse una negligenza, forse un torto, un'offesa, eccetera, che per qualche minuto o qualche ora o qualche giorno, spero che non qualche mese, ha messo in difficoltà la vostra comunione insieme. Il vostro parlare apertamente insieme, la vostra intimità. Comunione fra 2 persone che continua senza interruzione non è una cosa automatica, non è una cosa garantita. Ci sono tante cose che possono ostacolare oppure bloccare questa comunione fra 2 persone, anche fra marito e moglie o fra 2 amici. Anche nella vita spirituale. Anche nella vita spirituale esiste la stessa realtà.
Se noi siamo nati di nuovo spiritualmente, allora esiste un rapporto filiale di amicizia fra noi e Dio. C'è comunione fra noi e Dio. L'Apostolo Giovanni ci spiega questa realtà all'inizio della sua prima lettera, in capitolo 1, nel versetto 3, dove dice: quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il suo figlio, o figlio suo, Gesù Cristo. Però ci dice anche apertamente che esistono delle cose che possono ostacolare o bloccare la nostra comunione con Dio. Versetto 6, versetto 7. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, allora abbiamo comunione l'uno con l'altro. Cioè io con Dio, Dio con me. Il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. È ovvio dal versetto 6 di capitolo 1 che se noi, come figli di Dio, dovessimo camminare nelle tenebre, tollerando il peccato nella nostra vita, non possiamo sperimentare o godere comunione con Dio. Non funziona. In capitolo 2 l'Apostolo continua su questo tema e ci elabora due altri pericoli che hanno il potenziale di poter ostacolare oppure bloccare la nostra comunione con Dio. Allora leggiamo insieme 1 Giovanni capitolo 2 dal versetto 12 a 17. Dal versetto 12 a 17 dice: figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padre, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Poi ripete: ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti. La parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. Il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Allora esaminiamo per qualche momento, stamattina, questi due pericoli che possono ostacolare oppure interrompere la nostra comunione intima con Dio. Il pericolo numero 1: dubbi o incertezze in riguardo alla nostra salvezza. Rileggiamo versetto 12 a 14. E lui dice: figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padre, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti. La parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Secondo te, qual è il motivo perché Giovanni scriveva a queste persone dicendo: vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati? Non sapevano già questa realtà? Vi scrivo perché avete conosciuto Dio. Non sapevano già questo? Vi scrivo perché avete vinto il maligno.
non sapevano che già queste verità. Avete conosciuto il Padre, avete conosciuto il Dio eterno, siete forti, avete vinto il maligno. Non sapevano già tutte queste cose basilari? Con ogni probabilità, il maligno con la sua furbizia è riuscito a penetrare e piantare qualche dubbio nella mente di questi credenti per farli dubitare della loro salvezza. Se io ho dubbi in riguardo alla mia salvezza, se non sono convinto di essere veramente nato di nuovo, se non sono convinto che sono veramente salvato, questi dubbi avranno una grande influenza nel mio comportamento verso Dio. Vi do una piccola illustrazione personale. C'è stato un periodo nella mia vita da credente, tanti anni fa, quando sono rimasto convinto per un paio di mesi di non essere veramente salvato. 4 o 5 anni prima di questo periodo buio della mia vita, avevo fatto una netta scelta di arrendere la mia vita a Cristo come mio Signore, come mio Salvatore. La mia vita era trasformata interamente, ma 4 o 5 anni dopo ho ascoltato un messaggio da un predicatore per cui avevo un grande rispetto e dopo aver sentito questo messaggio cominciavo ad avere dubbi, forti dubbi, se era veramente salvato. Sono arrivato al punto di essere convinto che non era veramente salvato. Ovviamente la comunione con Dio che godevo prima era fortemente ostacolata, bloccata. È bloccata durante questo periodo buio. Come potevo avere comunione con Dio se non era suo figlio? Impossibile. Aveva paura del suo giudizio, viveva in paura di lui. Tutti i miei pensieri erano assorbiti con come potevo mettermi a posto con Dio e non su come potevo fargli piacere con il mio cammino. La mia comunione con Dio era non soltanto ostacolata, ma proprio bloccata. Non riuscivo ad avere comunione con Lui, anche se in realtà era un credente, un vero credente, e suo figlio. Ma essendo convinto di non esserlo, essendo ingannato dal maligno che mi aveva convinto che non era suo figlio, la mia comunione con Dio è stata interrotta per un paio di mesi, mentre barcolavo nel buio spirituale, credendo una bugia dal maligno. Forse qualcuno sta pensando, ma Davide, allora come sei riuscito ad uscire fuori da questo periodo buio nella tua vita? Alla fine di questo periodo ero andato a una conferenza spirituale in Florida, una certa chiesa locale, e lì un giorno il pastore, l'anziano principale della chiesa, mi ha visto un po' triste e mi ha chiesto come stavo. E gli ho spiegato la mia storia e i miei dubbi. Stranamente, o forse non stranamente, lui mi condivideva la sua storia molto simile alla mia. Ma stiamo parlando di una chiesa di 5.000 persone, una chiesa formidabile che Dio stava benedicendo in modo incredibile. Dopo 20 anni come pastore di quella chiesa, una chiesa molto viva spiritualmente, il pastore si alzava alle 4 la mattina e correva alla chiesa dalle 4:30 alle 6:30 ogni mattina in preghiera e studio della Bibbia. Ovviamente quando predicava si sentiva la voce di Dio. Era un uomo di Dio. Però lui mi spiegava, Davide, io ero pastore per 20 anni di questa chiesa e
E un giorno lui diceva, aveva sentito un messaggio di un predicatore che egli stimava, e per qualche giorno o settimana ero rimasto convinto, anche lui, di essere perduto, spiritualmente parlando. Poi mi ha condiviso che leggendo la lettera di Prima Giovanni, dove Dio ci dà delle prove per farci vedere se veramente siamo salvati o meno, lui è rimasto convinto da queste prove che era veramente un figlio di Dio, leggendo proprio Prima Giovanni. E poi mi ha fatto delle domande, usando queste prove da Prima Giovanni, per vedere se c'erano delle evidenze nella mia vita che era veramente un figlio di Dio. Prove come, per esempio, Davide. Tu cerchi sempre di ubbidire ai suoi comandamenti? Sì, sì. Ma Davide, tu ami i tuoi fratelli e i tuoi sorelle in Cristo? Sì. Ma Davide, tu vedi la presenza e l'opera dello Spirito Santo nella tua vita? Sì. E poi alcuni altri, eccetera. Era come una luce che si è accesa nel mio cuore e nella mia mente. Quella sera ho letto e riletto la prima lettera di Giovanni. Il buio che mi tormentava per circa 2 mesi proprio si è sparito. E da quella sera non ho avuto mai più dubbi in riguardo di essere un figlio di Dio o meno. Immediatamente la comunione con Dio tornava e godevo di stare di nuovo nella sua presenza. Sono convinto che l'Apostolo Giovanni capiva benissimo questo periodo molto bene, o questo pericolo molto, molto bene, quando ha scritto questi versetti. Lui stava cercando di rassicurare i suoi fratelli in Cristo che erano figli di Dio, figli del Padre Celeste. Forse gli insegnamenti di una certa Cerento, quel famoso infame gnostico eretico di quell'epoca, che girava fra le chiese, o in quella zona, che cercava di convincere i credenti che un rapporto intimo con Dio era impossibile perché Dio era troppo distaccato dall'uomo. Forse quella era nella mente di Giovanni quando ha scritto questi versetti, non so. Figlioli, sappiate che siete i suoi figli perché i vostri peccati sono perdonati davanti a Dio a causa della morte di Gesù in croce per voi. Padri, siete i suoi figli perché avete conosciuto veramente questo Gesù. Voi giovani, siete i suoi figli e un'evidenza netta di questo fatto è perché avete vinto la battaglia con il maligno. Ragazzi, anche voi avete conosciuto il Padre Celeste. E Padre, avete conosciuto Gesù? Giovani, la parola di Dio abita in voi e rimane in voi. E per questo fatto siete riusciti a vincere il maligno. Sono prove concreti, che siete veramente i suoi figli. Però state attenti. Satana, anche se ha perso la battaglia per le vostre anime, cercherà di convincervi che non siete veramente i suoi figli. Satana cercherà di convincervi. E se lui riesce, la vostra comunione con Dio sarà ostacolata o bloccata. Allora attenzione. Un primo pericolo è proprio questo. Dubbi ed incertezze in riguardo alla nostra salvezza, che bloccherà la nostra comunione con Dio. Poi Giovanni continua e ci avverte di un secondo pericolo. L'amore per il mondo e per i suoi valori. Versetti 15 e 17. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. Il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Qui in questi versetti, quando Giovanni parla del mondo,
non sta parlando del mondo fisico in cui viviamo con il mare, come casa vicina a casa nostra, le montagne, le foreste, gli animali, gli alberi, le piante, i fiori. No, chi non ama e apprezza questi aspetti fisici della creazione meravigliosa di Dio? Tutti l'amano, amiamo, tutti noi abbiamo. Nemmeno sta parlando delle persone che abitano nel mondo. Giovanni 3,16 dice chiaro e tondo che Dio stesso ama il mondo, cioè le persone del mondo, in modo tale che ha mandato suo figlio a morire per le persone che vivono nel mondo. Allora, in che senso? In che senso ci avverte, anzi ci comanda di non amare il mondo? Cosa intendeva lui con la parola il mondo qui? E gli sta parlando del sistema del mondo che è guidato dal maligno, che è sotto controllo del maligno, che sta in ribellione contro Dio e contro i suoi valori. Secondo l'Apostolo Giovanni, amare il mondo coinvolge 3 aspetti piuttosto simili. Il primo aspetto è proprio questo: i desideri illeciti della nostra carne, della nostra natura, vecchia natura. La nostra carne, in questo contesto, è la stessa cosa della nostra vecchia natura, o il nostro vecchio uomo, come viene chiamato. E fa riferimento principalmente a cose sensuali, cose sessuali, ma può benissimo anche includere i nostri desideri fisici di qualunque tipo. Le scritture ci rivelano che quando nasciamo fisicamente ereditiamo da Adamo una natura peccaminosa, o quella che viene chiamata la vecchia natura o vecchio uomo. Ma quando nasciamo di nuovo, spiritualmente, per mezzo dello Spirito Santo, diventiamo una nuova creatura e riceviamo una nuova natura che va rinnovata giornalmente nell'immagine di Cristo. Ma purtroppo la vecchia natura esiste ancora e cerca troppo spesso di alzare la sua testa nella nostra vita. Come suggerisce Paolo in Efesini 4:22, dove è scritto: avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi, rimuovervi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Il maligno, insieme ai suoi spiriti maligni, cercano di attaccarci e di tentarci quando siamo deboli fisicamente e emotivamente, suggerendo pensieri che fanno appello ai nostri desideri, ai nostri bisogni, alle nostre passioni o alle nostre voglie. Satana ha cercato di tentare Gesù proprio in questa maniera. Dopo che Gesù aveva digiunato per 40 giorni, era fisicamente molto debole e affamato. Potete immaginare, mettiti nel posto suo, lì nel deserto. Forse ha bevuto, però non hai mangiato per 40 giorni. Avresti un bel po' di fame. Un grande desiderio sarebbe di soddisfare questa fame. È normale. E poi arriva il tentatore. Se tu sei figlio di Dio, io so che tu sei figlio di Dio, però fammi vedere. Se tu sei figlio di Dio, tu hai fame, basta dire a questa pietra, diventa pane e mangia, soddisfa un po'. Proprio emotivamente, fisicamente, aveva bisogno. Satana fa appello al suo bisogno e al suo desiderio di mangiare per soddisfare la sua fame. E egli fa la stessa cosa con ciascuno di noi. Spesso egli e i suoi angeli maligni usano pensieri illeciti lanciati verso la nostra mente quando siamo deboli, per indurci a seguire e a soddisfare le nostre passioni, illeciti ed ingannevoli. Questi pensieri suggeriti dal maligno vengono descritti
da Martino Lutero come rondine che volano sopra la nostra testa. La sua esperienza con gli attacchi del maligno era una cosa così reale per lui che un giorno, quasi in disperazione, egli ha preso un calamaio, cioè un piccolo recipiente per tenere l'inchiostro ed intingere proprio la penna. Lui ha preso questo calamaio e ha lanciato contro il demonio che lui era convinto che stava tentando. Ancora in Germania c'è questa macchia sulla parete che proprio quando tu vai lì a fare visitare una visita a quel posto, c'è ancora quella macchia, dopo 500 anni. In riguardo a questi pensieri illeciti, lanciati verso la nostra mente, Lutero affermava: non posso fermare le rondine che dal volare dalla mia testa, sopra la mia testa. Non posso proprio fermarle. Però posso bloccarle dal costruire un nido nei miei capelli. Da volare sopra non posso bloccare o fermare, però posso bloccarli da fare un nido della mia testa, dei miei capelli. Ma in quale forma vengono o arrivano questi pensieri illeciti alla nostra mente? Spesso arrivano come pensieri impuri verso una persona del sesso opposto. Domanda. È peccato di notare la bellezza di una persona dell'altro sesso? No. È Dio stesso che ha creato la persona, che ha dato questa bellezza a questa persona e non possiamo non notarla. Ma quando il nostro desiderio, il nostro pensiero va oltre e cominciano ad immaginare come sarebbe questa persona, bella, senza vestiti addosso, o peggio ancora, desiderare stare con lei o con lui. Quando la persona non è nostra moglie e non è nostro marito, allora secondo Gesù, nel suo sermone sul monte, diventa una forma dell'adulterio. Satana e i suoi angeli maligni sanno benissimo che Dio ci ha creato come esseri sessuali, con certi desideri sessuali naturali. E purtroppo egli e compagni sfruttano questa conoscenza lanciando i suoi pensieri illeciti verso la nostra mente. Non vi chiedo di alzare la mano perché sarebbe imbarazzante, ma chi fra di voi non ha mai sperimentato un pensiero impuro nella sua testa? Non chiedo di alzare le mani perché diciamo è una cosa comune. Questo tipo di attacco è uno degli attacchi più comuni nella vita di un credente. E se noi permettiamo questi pensieri illeciti di costruire un nido nei nostri capelli, Satana ha già vinto la battaglia. E noi siamo caduti nel peccato. E la nostra comunione con Dio è stata ostacolata e bloccata finché non confessiamo il nostro peccato a Dio, chiedendogli il suo perdono e mettendo a posto il nostro rapporto con Dio, con un ravvedimento. Allora, se vogliamo evitare che la nostra comunione venga ostacolata, dobbiamo vegliare e proteggere il nostro cuore e la nostra mente dal dare attenzione, dall'ascoltare i pensieri illeciti lanciati dal maligno per soddisfare i desideri della nostra vecchia natura. Un secondo aspetto del comando di Giovanni di non amare il mondo concerne i desideri mondani dei nostri occhi. I desideri mondani. È mai successo a voi, genitori, che un vostro figlio, quando vede un cibo che gli piace tanto, mette nel suo piatto una porzione di quel cibo così grande che non riesce a mangiare tutto? C'è un detto in inglese che le mamme usano spesso con i loro figli che dice: i tuoi occhi sono più grandi del tuo stomaco. A chi fra di noi non è mai successo una cosa del genere?
Questo detto illustra la facilità con cui i nostri occhi possono desiderare cose non sane per noi. Questi desideri mondani nei nostri occhi potrebbero includere una macchina di prestigio o di lusso che è fuori dalla nostra portata. Domanda: è sbagliato desiderare una macchina di prestigio o di lusso? No, non necessariamente, se è nella nostra portata. E il motivo per comprarlo non è soltanto per farci una bella figura. Io vi dico subito, se avessi i mezzi, io lo comprerei, o diciamo un Mercedes, che so che è una macchina di qualità e funziona e mi durerà la vita, quasi. Però è fuori dalla mia portata. Ma quando quella macchina è fuori dalla nostra portata, o la vogliamo averla per farci fare una bella figura, è sbagliato, e diventa un desiderio mondano. Ma la situazione peggiora se desideriamo la macchina del nostro vicino. E io voglio avere quello che ha lui. Questi desideri mondani dei nostri occhi potrebbero includere anche una casa che desideriamo, ma che non riusciremo mai a pagare con le nostre entrate. O peggio ancora, quando la casa che desideriamo è la casa del nostro collega. Io voglio essere come lui. O potrebbe includere un abbigliamento di marca, un abito completo di Giorgio Armani, una borsa di Louis Vuitton. Ma domanda: è un peccato o sbagliato avere un abito completo di Giorgio Armani? Una borsa di Louis Vuitton? No, non necessariamente. Ma se compro un abbigliamento di marca per essere visto o vista da altri, per farmi sembrare una persona chic o per darmi una certa aria, per un credente può essere o diventare facilmente una cosa mondana e togliere la mia mente dalle cose spirituali. Io vi dico, io ce l'ho qualche marca a casa, proprio non questo, ma qualche vestito di alto livello. Ho preso o gratuitamente, c'era uno, ho trovato un negozio seconda mano per $50, però il nuovo mi costerebbe 2.500-3.000 euro. Ora se qualcuno io non ho difficoltà, però è di qualità, e non metto per essere visto dagli altri, metto perché è di qualità. In casi simili dovremmo sempre chiederci: questa cosa che desidero onora Dio? Dà gloria a Dio? O è soltanto per farmi fare una bella figura? Se non onora Cristo o non porta gloria a Dio, allora desiderarlo o cercarlo ostacolerà la mia comunione con Dio. Domanda: vale la pena? Vale la pena? Un terzo aspetto del comando di Giovanni di non amare il mondo ha a che fare con la superbia della vita. La superbia della vita. Quali sono le cose che suscitano o potrebbero suscitare superbia o arroganza in noi? Potrebbe essere il nostro stato, la nostra posizione al lavoro o a scuola o in chiesa. Anche in chiesa. Quello che possediamo, la nostra macchina più nuova bella, i nostri vestiti di marca, il nostro conto in banca, la nostra casa, il nostro salario, la nostra bella ragazza, il nostro bel ragazzo. Potrebbe essere il nostro stile di vita. Sono cose che potrebbero, non dico ci portano, potrebbero portarci alla superbia. La nostra immaginata
maturità spirituale. O la nostra immaginata conoscenza biblica. Ascoltate quello che dice Paolo. L'Apostolo Paolo stesso ci avverte di questo pericolo. In 1 Corinzi, capitolo 10, versetto 12, dice: perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Io sono troppo maturo di fare quello. Caspita, io ho paura di quello. Anche in 1 Corinzi 8, i primi 2 versetti, quanto alla carne sacrificate agli idoli, sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ci facci diventare arrogante, superbi, ma l'amore edifica. Se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere. Wow. Le cose che facciamo per il Signore potrebbero portarci proprio a questa superbia. Avete mai sentito un credente raccontare agli altri quante cose fa per il Signore? Tante volte ho sentito, purtroppo. Secondo te, qual è lo scopo per cui la persona lo faccia? Spesso, non dico sempre, ma spesso è proprio per attirare l'attenzione su di sé, cercando di far vedere agli altri quanto bravo o brava lo è spiritualmente. In realtà è una forma di superbia o arroganza. Gesù stesso ci avverte di stare attenti su questo tipo di pericolo nel suo sermone sul monte in Matteo 6, i primi 5 versetti, dove Gesù dice: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli altri, per essere osservati da loro. Altrimenti non avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai elemosine, non fare suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico la verità che questo è il premio che ne hanno. Quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quella che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto. Il Padre tuo, che vedi nel segreto, ti darà la ricompensa. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, perché essi amano pregare, stando in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico la verità, che questo è il premio che ne hanno. Conclusione. Riflettendo su questi versetti, capitolo 1 e 2, della prima lettera di Giovanni, come va la tua comunione con Dio? Come va la tua comunione personale con tuo Padre spirituale? Stai sperimentando e godendo una comunione intima, soddisfacente con tuo Padre? Vi dico, una delle cose che mi fa più piacere, quando noi parliamo con la nostra figlia in America, che sta studiando all'università, già ieri o l'altro ieri ci ha condiviso che lei è nuovo credente ormai da 9 mesi. Papà, io ho pregato, come il Signore mi ha risposto, papà, sto vedendo proprio lo Spirito Santo operare in me, fare cose e rispondere alle preghiere. Stai godendo questa comunione e non c'è una cosa che dà un padre più piacere. Mi fa quasi brividi di sentire. Domanda per te. Tu stai sperimentando, godendo una comunione intima, soddisfacente con tuo padre? O c'è qualche cosa nella tua vita che ostacola la tua comunione con lui, con Dio?
C'è qualche peccato che permetti, che stai tollerando nella tua vita, che sta bloccando questa comunione. O c'è qualche falsità o bugia che stai ascoltando, che ha creato qualche dubbio nella tua mente che sei veramente un figlio o una sua figlia. O c'è l'amore per il sistema del mondo, per i suoi valori che è rimasto nel tuo cuore. Ricordiamoci bene che Dio non tollera rivali nei suoi rapporti con i figli. Non tollera rivali. Non possiamo servire Dio come padre e il Dio Mammona, il Dio dei soldi o il Dio di qualunque altra cosa. Se dovessimo trovarci in questa situazione, allora per tornare e godere di nuovo una comunione intima e soddisfacente con Dio, cosa c'è che dobbiamo fare? Cos'è che dobbiamo fare per tornare a godere di questa comunione? Se questa situazione descrive la tua vita oggi, che cosa devi fare? Che cos'è che devi fare per rettificare, cambiare, correggere la situazione? Sai tu. Domanda, vorresti fare? Vorresti fare? Preghiamo. Signore nostro Dio, tu ci conosci meglio di qualunque altra, tu sai ogni dettaglio, ogni particolare della nostra vita. Cose belle, cose non belle. Se Padre c'è qualcuno qui oggi che tuo figlio o tua figlia che per qualche modo, per qualche motivo non sta godendo questa comunione intima con te, non sta godendo la tua presenza nella sua vita. Padre, vuoi tu mettere il dito sulla piaga della sua vita? Vuoi tu proprio parlare al suo cuore? Vuoi tu proprio esortarlo per mezzo della tua parola a tornare, mettere a posto, forse mettere a parte certe cose e mettere a posto la sua vita con te, il suo rapporto con te e tornare a godere questa comunione con te. Oh Padre, ti chiediamo il tuo intervento per mezzo dello Spirito Santo nella sua vita. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Quasi quasi mi sedevo anch'io, che la schiena stamattina non mi aiuta. Grazie Davide, grazie per queste riflessioni che sicuramente hanno toccato più di qualcuno di noi, me compreso. Cantiamo allora l'ultimo canto di questa mattina, Correrò da te. Mi guardi e mi conosci, ti chini su di me, la carezza di un padre, un sorriso d'amore, la tua grazia che cresce
cresce in me. Sei tu che mi hai cercato, venendo fino a qui, dai confini del cielo alla porta del cuore, hai atteso il mio sì e correrò da te alla verità, non per potenza, non per forza, ma per lo Spirito tuo, percorrerò con te questa vita e poi mi accoglierai fra le braccia del tuo amore. Mi guardi e mi conosci, ti chini su di me, la carezza di un padre, un sorriso d'amore, la tua grazia che cresce in me. Sei tu che mi hai cercato, venendo fino a qui, dai confini del cielo alla porta del cuore, hai atteso il mio sì e correrò da te alla verità, non per potenza, non per forza, ma per lo Spirito tuo, percorrerò con te questa vita e poi mi accoglierai fra le braccia del tuo amore. Grazie allora a quelli che ci hanno seguito dai canali digitali, li salutiamo, li invitiamo come sempre a essere presenti qui con noi domenica prossima.